incuriosisce scoprire come si usa? Molto, perché sono cose che utilizzeremo nel mondo di lavoro, che dovremo lavorare per anni e anni. Inaugurato il nuovo impianto di saldatura robotizzato all'ENAIP di Cittadella. La donazione di Maschio Gaspardo, azienda leader nella produzione di macchine agricole, da sempre in stretto legame con il territorio, permetterà agli oltre 400 studenti di scoprire in prima persona una tecnologia all'avanguardia, già utilizzata nel settore e che anno dopo anno sarà sempre più presente. Esiste un rapporto forte sia di ENAIP sia di Maschio Gaspardo col territorio, c'è un principio di responsabilità che è quello di crescere insieme, che poi è anche il motto della Maschio Gaspardo. Sicuramente questo permetterà alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di poter fare apprendimento sulle macchine che poi troveranno nelle imprese. È lo stesso impianto che utilizziamo in Maschio Gaspardo per produrre macchinari che vanno in tutto il mondo. Questo permette alla scuola di dare la possibilità ai ragazzi di lavorare e imparare su macchinari che sono moderni. Strumenti fondamentali per la formazione per affrontare le nuove sfide del settore metalmeccanico. Nuove energie, idee e talenti è ciò di cui il mondo dell'industria ha e continuerà ad avere bisogno. Si viene a rinsaldare quel legame profondo che c'è tra la realtà imprenditoriale e le scuole di formazione, con una macchina, una saldatrice di ultima generazione in grado di formare gli studenti e le studentesse e renderli sempre più competitivi e all'altezza delle sfide dei tempi. Strumento dalla tecnologia innovativa che riduce la fatica fisica del saldatore. La competenza non sarà solo quella manuale, ma diventerà una competenza di programmazione dell'automazione per far sì che il ciclo di lavoro possa essere eseguito in sistema automatico, quindi prevarrà la qualità della parte eseguita, la tempistica e il ritorno qualitativo dell'oggetto. A sottolineare il legame storico di Maschio Gaspardo con il territorio, presenti anche il sindaco di Cittadella Luca Pierobon e di Galliera Veneta Italo Perfetti, che nell'occasione hanno consegnato a 40 studenti l'attestato di qualifica professionale. Giovani talenti dai settori meccanico ed elettrico che da giugno entreranno spediti nel mondo del lavoro, con una preparazione completa e competitiva.